è un orgoglio avere un personaggio come Federico qui sul nostro comune, perché comunque ci abbiamo conosciuto anche dal vivo, una persona, un ragazzo con un carattere gigantesco, voglio dire, nascosto dentro quella sua timidezza, comunque un pensiero affilato come una spada e veramente ci abitua un po' a capire che la cultura non è una cosa di altri tempi, la cultura oggi non l'abbiamo abdicata ai social, ma che la cultura esiste ancora e che abbiamo ragazzi che si appassionano di cultura e che ci trasmettono cose così importanti. Quindi un grazie immenso a Federico per ricordarci che la cultura è anche qualcos'altro. Io scrivo poesie per esprimere il me stesso, un me stesso che mi riesce molto difficile attraverso le parole. E infatti per chi mi conosce come un ragazzo molto chiuso su se stesso, un po' un ragazzo particolare, diciamo, e appunto le poesie mi aiutano moltissimo e le uso appunto per esprimere il mio me stesso, che se no altrimenti non riuscirei, diciamo, a esprimere con le mie parole, insomma, sulla forza delle parole. Clochard, notate che il titolo è senza D, non è un errore, diciamo, di stampa, ma è un'idea voluta da me, perché clochard significa un vagabondo e come un vagabondo è alla ricerca di un tetto sicuro, una accomodazione per passare la notte. Io sono alla continua ricerca di me stesso, alla ricerca di passioni e scoprire, diciamo, anche parti nuove di me stesso, perché scopro sempre molte cose nuove di me. E allora appunto io sono alla continua ricerca di me stesso, allora appunto alla continua ricerca della D, diciamo, che manca, appunto, provare a vedere se riesco a scrivere una mia biografia, anche se sarà molto dura perché è sostanzialmente molto differente che scrivere una poesia, però comunque la prendo come una sfida e che le sfide io le prendo di petto, diciamo, però non prometto niente, insomma.